Allontanati. Lei ha detto che si difenderà. Sì, allontanati. Lei si difenderà, signora. Vai a cagare. Rientra velocemente in casa respingendo le domande dei cronisti. Paolo Gorghetto, il 57enne originario di San Cipriano di Roncade, iscritto dalla procura nel registro degli indagati per l'omicidio il 29 gennaio del 1991 della pasticcera Sandra Casagrande, accoltellata a morte nel suo negozio. A Cendon di Silea, zona Case Popolari, dove Gorghetto vive, lo stesso figlio non vuole saperne della vicenda che ha improvvisamente travolto il padre. Non ero neanche in atto per questo evento qua, ho appena letto sull'articolo del giornale, io che cazzo vuoi che ne sappia? Tensione, arrivano polizia locale e carabinieri, poca voglia di parlare anche tra i vicini che si tengono alla larga da questa storia. È solo ciao, salve e arrivederci. Ma che lei sa che poi carabinieri di recentemente? Sì, li ho visti, sì. Quando? Li ho visti qualche settimana fa. Procura e carabinieri d'altro canto ostentano sicurezza. È chiaro che oltre al DNA c'è dell'altro. Il 57enne sarà a breve risentito dai magistrati, di fronte ai quali 2 settimane fa ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere nominando un proprio legale, l'avvocata trevigiana Fabiana Ceschin. L'uomo, poco più che 20enne all'epoca del delitto, si professa innocente, ma per gli inquirenti dovrà essere in grado di spiegare come mai il suo sangue è stato trovato sulla scena dell'omicidio, in particolare su una tenda insieme a quello della vittima, uccisa con 22 coltellate. Per avere la certezza che il suo DNA coincida con quello estrapolato nel 2007 dall'Università di Padova dalle tracce biologiche prelevate alla pasticceria Due Torri, il prossimo 29 maggio scenderanno in campo gli specialisti del RIS, chiamati a confrontare i profili genetici disponibili. Quello di Gorghetto è stato nuovamente isolato attraverso il prelievo effettuato l'8 maggio, ma in banca dati nazionali già c'era per un reato commesso nel 2016. È da lì che è arrivata la segnalazione di un codice genetico compatibile, grazie al fatto che la procura sul caso Casagrande ha sempre continuato a lavorare, salvo incappare in un ostacolo imprevisto. Gorghetto infatti ha un fratello gemello, il DNA ritrovato a Roncade sarebbe potuto appartenere anche a lui. Gli inquirenti hanno dovuto quindi procedere a una verifica, appurando che il codice genetico non coincideva ed escludendo l'uomo dall'indagine.